Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, ragazzi, MotoGP di prima gara in Qatar e devo fare alcune considerazioni. La prima, il gioco non salva, è già la terza volta che riprovo, che ho fatto praticamente le prime due gare con la wildcard e non mi salva mai ragazzi. Ho parlato con degli amici su Steam ed è un problema anche questo comune, quindi ragazzi se non mi salva ancora MotoGP non lo riprendo finché non sistemano, quindi ragazzi se voi potete aiutarmi su due cose. Primo, come cazzo si fa a uscire, perché prima di cominciare la carriera potevo uscire dal gioco tranquillamente con il tasto B, iniziavo sempre B, B, B fino ad arrivare al menu principale, ancora B e potevo uscire, adesso non lo posso più fare. Quindi io voglio capire come uscire dal gioco e soprattutto perché non si salva, dov'è la cartella del salvataggio che non l'ho trovata, primo. E secondo, perché non si salva la carriera. Se ancora per la terza volta non mi salva niente, devo rifarmi ancora Brno e Valencia, io mando a cagare tutto, ve lo dico. Altra cosa, ho fatto la pole position ragazzi, quindi devo assolutamente aumentare il livello di difficoltà, chiaramente per questa gara va bene così, dalla prossima aumentiamo a bomba come l'anno scorso. Anche dopo bisogna vincere la gara, però intanto avere una pole position al primo colpo è chiaro che è un po' troppo. Però ragazzi se non mi sistemano il salvataggio io non posso continuare ragazzi, perché posso fare 1000 volte così. Eccolo qua ragazzi, il debutto di veneziano. Il debutto con il botto ragazzi, pole position subito. Comunque con una moto forte, la moto è buona ragazzi. Rino Gattuso e Miller ragazzi, Gattusino e Miller. Vedi comunque la moto è comunque inferiore dopo in gara, magari devo lottare alla grande se voglio vincere la prima gara. Comunque arrivate la prima pole position ragazzi, gli addetti ai lavori hanno detto che sta solo fortuna. Ma veneziano ha risposto, non è fortuna, io diventerò il nuovo Giacomo Agostini. Cazzo, beh, fioi, calma però Ho perso tipo 13 posizioni in neanche un quarto di giro. Che Guevara, Oliva, ringrazio per i consigli dei primi soprannomi, McChicken e Oliva ragazzi da superare. Clark Kent o Kenny il guerriero. Vedi la moto dopo subisce tanto in gara, però la qualifica la posso anche fare bene, vedi come farò il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso merda in qualifica bene in gara, sto anno al contrario. Me l'aspettavo proprio questo inizio disastroso, ragazzi. Attenzione Oliva contro veneziano. Qua pago purtroppo i cavalli della mia moto, il motore, la potenza. Dai che superiamo Oliva. Debutto come andiamo ragazzi, speriamo di avere il salvataggio perché sennò fioi sono cazzi Per 3 volte ho provato, tipo ho fatto le prime due gare, Valencia e Brno. Dopo arrivo qua in Qatar, chiudo faccio task manager e chiudo la carriera, ricomincio, mi lascia il livello pilota e l'esperienza che ho guadagnato, però la carriera è buggata e riparte da zero. Ragazzi se è così io avverto, devo fermarmi con MotoGP e veramente, cioè adesso che ho sistemato i bug, i problemi grafici degli scattini, del shootering, ho altri problemi. Comunque ragazzi in realtà il livello è giù, non dico che sia giusto, però non capisco perché in qualifica così bene e in gara così male. Pacchetto dati, ok, perché ho fatto il motore, avevo fatto giro record del frenatone accelerato. Sto subendo tanto però, nel senso sono veramente in difficoltà. Incredibile, pole position e dopo 12° posto. Non me l'aspettavo proprio ragazzi. Non pensavo di vincere, quello no perché la moto è scarsa. Però non mi aspettavo neanche il 12° posto. Pensavo di poter lottare addirittura per il podio. Invece non è così. Comunque anche il 12° posto è perfetto all'inizio. Speriamo, se non mi dà il salvataggio ragazzi sono cazzi è veramente ufficiale. Però veramente non so se ragazzi non si può difendere, però la Milestone io capisco casa italiana, poco budget, ma non puoi fare un gioco così, cioè. Mi ripeto, io mi informo, anche altre persone hanno i miei problemi con salvataggio
ma poi non riesco ad andare oltre il 12° posto, è incredibile. Occhio qua, ho esagerato. Ah, però aveva... Attenzione, però adesso mi ricordo un altro bug, che i piloti in qualifica vanno 3 secondi più lenti che in gara. Se non sbaglio questo era un altro bug, se è così so cazzi, è ufficiale. Perché veramente sul discorso del salvataggio, ragazzi, ho bisogno di una mano e di comprensione se non posso continuare la carriera, ragazzi. Io ci ho tutta la buona volontà, ma cioè, se non mi salva, non mi salva, raga. Infatti il giro record di Marquez è 2:09 e invece in qualifica era 2:13. No. Attenzione, ritiro per Veneziano alla prima gara, è incredibile. Incredibile ritiro. Ritiro alla prima gara, non comincia bene la carriera come andiamo. Vediamo quanti si sono ritirati. Ma prima guardiamo rapidamente la classifica finale. 2 ritiri, Guevara e Veneziano, incredibile. Comincia molto molto male. Pazzesco, ragazzi. Ritiro alla prima gara. Vabbè. Ho perso anche Fan, bene. Molto bene, ragazzi. Adesso stiamo qua per capire anche se... Ecco, sta salvando. Ha visto tasto rosso. Ecco, che spettacolo. Marquez. Ok. Ha vinto Lorenzo. Ha vinto, infatti, ha vinto Lorenzo. Che ritiro, incredibile. Non ho parole. Adesso qua, ragazzi, cioè... Qua in multimedia, camera, non puoi salvare in nessun altro modo, ragazzi. Io esco... Anche qua non c'è niente, non puoi salvare, menu principale. Speriamo di avere salvataggio, ragazzi. Buon raga, un saluto del comandante veneziano, siamo partiti veramente, veramente male purtroppo, con un ritiro alla prima gara. E niente, un saluto del comandante veneziano, spero di risolvere questi premi di salvataggio, perché se no sono veramente cazzi. Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.